stiamo cominciando a mettere l'acqua calda per scaldare la tuma. Allora prima ne mettiamo di meno, in modo che faccio riscaldare la tuma, in modo che l'altra acqua non la trova fredda. Vedi, anche se è un poco calda, però ormai le nostre mani sono resistenti. Mettiamo la lavanda per temperatura. A 80 gradi, 82. Ora vedi, ognuno ha il suo modo di lavorare. Mettiti là. E io, vedi, questa gliela levo in modo che l'altra mi va a trovare, diciamo, la tuma già bella calda. Così. Avete dato tipo un anticipo di calore. Sì, abbiamo dato un anticipo di calore, sì, bravo. È un lavoro che si deve fare, diciamo, in contemporanea. Ora aspettiamo che fili un pochettino e poi cominciamo ad impastarla. E allora, è caldissima, la proviamo, vedi, quasi ci siamo, quasi ci siamo. E poi è un lavoro che si fa tutto con la paletta di legno. È la parte più faticosa della È la parte più faticosa, sì. E la fanno fare sempre a me. Ma la faccio io perché io ci parlo con il formaggio. A me mi è sempre piaciuto. A che età hai imparato? Io, diciamo, non ero giovane, avevo sui 17-18 anni e andavo in giro per le aziende dagli amici, perché di solito loro facevano questa produzione stagionale, si facevano proprio le provole per uso casa. Io, quando sentivo che c'erano degli allevatori, dei vaccai chiamati, che facevano le prove, io impazzivo, ci andavo, e poi piano piano, vedendo loro, gli ho rubato il mestiere, va, diciamola tra di noi. Vedi, sto cercando di unirla tutta, ci siamo quasi. Se sarebbe stata di meno veniva più facile, ma come qua circa abbiamo sul 12 kg di tuma, ci viene un pochettino più faticoso. Ora ci siamo quasi, la tiriamo fuori, così la lavoriamo un pochettino. Dammi una mano, Vittorio. E la lavoriamo, la facciamo un poco filare. Ricordiamo agli amici che ci stanno seguendo cosa stiamo facendo, se è collegato in questo momento. Stiamo facendo le provole, il caciocavallo, la provola dei nebrodi
con il latte vaccino. Questo soprattutto si fa con un latte vaccino di vacca. L'abbiamo fatta filare sciogliendola nell'acqua calda o nel siero caldo, dipende quando si fa. Si può impastare sia con l'acqua calda che sia con il siero dell'estrazione della ricotta. E fa questo lavoro insieme a suo figlio, è bello vedere una famiglia così che Sì, porta avanti la È tradizione. una passione che ci lega. Ci lega? Ma non solo noi due, tutta la famiglia. Sì, loro si sono appassionati vedendo non solo la fatica dell'accudire il bestiame, ma poi quando vedevano, diciamo, che raggiungevamo questo obiettivo del prodotto finale, come state vedendo, voglio vedere chi è che non si appassiona. L'entusiasmo ha dato il colpo di grazia. Sì, e grazie a Dio, come diciamo sempre, che in tutto, quando si fa la ricotta, sia quando si fa sempre il segno della croce, perché è grazie a Dio che noi Riusciamo a fare andare avanti. E poi vedi la tuma viene tagliata, falla allungare un pochettino, viene tagliata in base, diciamo, cioè questa sarà intorno a 1 chilo e 100, in base, diciamo, al peso che si vuole raggiungere. Quindi da ogni pezzo nascerà una provola. Sì, da ogni pezzo nascerà una provola, sì. Qual è il peso minimo e massimo che avete fatto? Allora, noi abbiamo fatto un minimo di 1 chilo, perché meno no, perché sennò poi la provola asciuga. Abbiamo fatto anche provole di 5 kg. Li facevo quando proprio loro erano piccoli. Vittorio c'ha una foto a casa che lui era seduto sul tavolo e aveva una provola che era più grande di lui. E allora, ora noi vediamo se riusciamo. Allora, se riusciamo qua con Bella Sicilia, riesco a fare una provola che sarà all'incirca un 4 kg. Un 4 kg. Allora, per gli amici di Bella Sicilia. Sì, per gli amici di Bella Sicilia. E allora vi dico, non vi nascondo che non ci possiamo riuscire, però ci proviamo perché è da tanto che non la faccio e speriamo bene, dai ragazzi. Mentre Vittorio farà la provola tradizionale. classica, sì. Che peso avrà per la tua provola? Questa qua all'incirca siamo su 900 grammi, 1 chilo. Alessia, mi devi prendere la vasca con l'acqua. Possiamo dire che questa è un'arte. Eh sì. Quindi tutto manuale. Tutto manuale. Si fa molto fatica. Eh sì, tanta perché devi stare attento a non lasciare parti indietro, perché si possono creare vuoti d'aria. Poi vanno a danneggiare il prodotto finale. Sta per prendere forma. Sta per prendere forma. Guardate, una provola di 4 kg circa, preparata davanti ai nostri occhi. Per i ragazzi di Bella Sicilia si fa questo ed altro. Onorati, grazie. E la ringrazieranno tutti i commenti che stanno arrivando, perché staranno arrivando tantissimi complimenti a voi due per questa passione davvero unica che vi lega nella vita, nel lavoro, nella quotidianità. Quindi questa è la parte finale. Questa è la parte finale, sì.
Ma si immerge nel liquido perché... Si immerge, siccome mi sta raffreddando un pochettino, la immergo nel siero caldo in modo che mi fila, mi fonde e riesco a chiudere, come vi ho detto poco fa, non lasciare capi indietro, se no si possono creare dei vuoti d'aria. Quindi sempre a mani nude con temperature A mani molto nude, elevate. Vittorio diceva poco fa, il discorso di lavorare a mani nude è perché, diciamo, non puoi lavorare con i guanti, qua purtroppo si deve lavorare per forza così. Allora, io ho chiuso, ora, diciamo, faccio la testa, perché serve fargli la testa, poi, ecco a voi. Quindi stiamo facendo la testa della nostra porta. Sì. Ecco. Quanti chili sarà più o meno questa prova? Io direi sarà intorno a più di 4 kg. Comunque ripeto, ragazzi, era da tanto che non la facevo, ora la metto qua a mollo, si immergono in acqua e sale. Si immergono in acqua e sale e si lasciano qua, diciamo, la media è di 1 chilo ogni 24 ore. Allora, se quella sta un giorno, questa dovrebbe stare 4 giorni. Questa è quella che ha appena fatto tuo figlio, la facciamo vedere? Sì, facciamola vedere. E questa è quella che ha fatto il padre del figlio. Complimenti, quindi ce l'abbiamo fatta anche questa Ce l'abbiamo fatta. Complimenti davvero. Grazie a voi ragazzi, questa mi sembra, rispetto a quella mi sembra un giocattolo. E sarà possibile gustare queste provole per quale evento? Lanciamo l'invito. Allora, grazie al sindaco di San Teodoro e a tutta l'amministrazione che ci hanno invitati e ci hanno voluto partecipi a questa sagra. Ricordatemi la data che io il 23 e il 24 maggio saremo a San Teodoro. Ci mancheranno le ragazze che sono impegnate purtroppo in altro, però non la potevamo fare, però Vittorio ha insistito, dice no, a San Teodoro ci dobbiamo andare perché è il nostro paese, ci conoscono tutti e ci dobbiamo fare vedere. Non possiamo mancare. Non possiamo mancare. Un piccolo borgo con tante eccellenze, soprattutto tanta natura, tanta bontà. Sì, perché è un paese prettamente diciamo, agricolo. Quasi tutti in paese hanno un'azienda agricola e quindi è un paese che principalmente è nato vivendo soltanto della campagna. E tu hai deciso di continuare a vivere in questo territorio, quindi di portare sì. avanti l'azienda di famiglia. Sì, noi abbiamo deciso di continuare in questo progetto appunto, come abbiamo detto più volte, creato dai nostri genitori, e anche se è impegnativo, però è qualcosa che ci piace. Possiamo dire che la scommessa è stata vinta? Sì. Diciamo è stata vinta all'80%. All'80%, siccome diciamo il punto vendita è nato qua in azienda, come diceva mio figlio, purtroppo non è che possiamo pretendere che la massaia viene qua, si fa 7-8 km e allora noi ci siamo inventati sempre l'altra escamotage di, diciamo, abbiamo acquistato un furgone e vogliamo portare il prodotto direttamente al cliente. Diciamo consegna a domicilio, vendita sul mercato. Sì. Intanto vi incontreremo a San Teodoro il 23 e il 24 e poi speriamo di incontrarvi presto in giro per la Sicilia. E noi vi facciamo i complimenti. Tanti complimenti, vi aspettiamo allo Spring Food Expo. Che ci sostenete sempre, grazie. Grazie. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo altri dettagli. Siamo arrivati qua a questo punto della produzione, della caseificazione, dopo aver fatto un processo di portare il latte qua nel caseificio, riscaldarlo, mettere il caglio per farlo diventare solido
e dopo circa un'oretta meno coagula, si frantuma fino fino, diciamo, e si mette nelle fuscelle. Si mette nelle fuscelle e dopodiché si separa il formaggio dal siero. Con il siero si fa, vediamo come abbiamo fatto la ricotta, con il siero, e con il Vediamo resto... anche la forma della Sicilia. Sì, ora non è una novità perché ora la usano tutti, diciamo, perché comunque, come si dice, siete di bella Sicilia, perché la Sicilia è bella, c'è poco da fare. Chi viene qua ce lo dice sempre, siamo fortunati di essere nati qua in questa bella regione. Sì, quello è un primo sale, quello è un primo sale pecorino, perché noi lo facciamo separato, facciamo il primo sale pecorino dalle pecore e dalle vacche tiriamo fuori questo qua che è poi la provola. Nella stessa giornata noi lavoriamo tutti e due i tipi di latte, sia ovino che vaccino, però lo scaldiamo e lo mettiamo a cagliare separatamente, perché dal latte ovino noi produciamo un primo sale, quello piccolino, ma ora anche andremo in magazzino dove abbiamo forme più grandi. Invece dal latte vaccino appunto produciamo la pasta per le provole. Poi andiamo ad unire noi diciamo la parte liquida che resta dopo la raccolta della cagliata, che in dialetto è chiamata alacciata, la andiamo ad unire nella caldaia per poi fare una ricotta che è al latte misto, ovino e vaccino. Porta alla temperatura di 80 gradi, magari poi varia 82, 83, 85 e successivamente viene la fioritura della ricotta. Abbiamo un piccolo magazzino chiamata la stanza salatura. Il discorso diceva Vittorio che separiamo il latte, quello ovino da quello vaccino. Quello ovino facciamo il pecorino primo sale e il vaccino facciamo le provole. Infatti, come vedete qua noi abbiamo un pecorino primo sale e poi abbiamo le provole come le avete viste là. Qua abbiamo già dato il primo sale al pecorino. Sì, questo diciamo questo è un secondo sale e quello già siamo su un prodotto quasi stagionato. Questa è la stanza salatura, diciamo.